Grazie Presidente. Io non voglio qui entrare, diciamo, nel merito della necessità di una terza corsia, della necessità di una strategia generale sull'organizzazione dei trasporti, perché sono tutti discorsi che andrebbero fatti, però non rientrano direttamente nel merito. Prendiamo atto che una certa decisione politica è stata presa e quindi ci troviamo di fronte ad una regione, a una nazione, adesso vediamo, che continua a prediligere il trasporto su gomma e a trascurare il ferro. Prendendo atto di questo, noi ci troviamo a gestire, a possedere una concessione attraverso un'azienda con una grandissima maggioranza di possesso. Ora, per poter mantenere questa concessione è necessario, per riuscire a rimanere nella stringatissima, strettissime maglie delle imposizioni europee, dobbiamo per forza riuscire a costituire una in-house che contenga tutta l'azienda per poter appunto gestire questa concessione. E su questo sono anche d'accordo. È molto meglio per quanto riguarda i pubblici servizi lasciare la gestione al pubblico piuttosto che far entrare i privati che seguono logiche diverse da quelle del appunto servizio pubblico. Però rimaniamo sempre nell'arco delle decisioni politiche, perché se si è deciso di perseguire questa strada, che condivido, si è però anche deciso di seguire una visione che invece non condivido. Non condividiamo perché invece di perseguire quella che è una buona pratica, mi sembra di poter dire, messa in piedi da questa regione, quindi dimostrazione di capacità e appunto di capacità di poter gestire anche delle situazioni complesse, in questo caso si decide di cedere molto della capacità regionale e fare entrare in grossa misura una parte dello Stato. Allora io non ho niente contro lo Stato italiano, niente contro la nazione, però mi sembra di poter dire così, guardando in modo generale, che in tutti questi anni almeno è stata fatta una grande pressione, una grande propaganda per far capire come questo Stato, questa nazione non sia capace di fare le cose. Allora, da un lato non posso credere totalmente che questo sia vero, ma dall'altro lato ci sono anche degli esempi piuttosto pratici e circostanziati che ci dicono che quando in qualche modo lo Stato organizza servizi puntuali, servizi per gestire materie di ordine diciamo di livello basso, nel senso molto vicino al territorio, iniziano ad avere problemi. Abbiamo numerosissimi esempi. Il pagamento della misura di integrazione al reddito o reddito di cittadinanza regionale è stato bloccato quando abbiamo deciso di far passare la gestione all'INPS. Abbiamo dovuto intervenire urgentemente con una legge per anticipare i pagamenti per il PSR perché la società di gestione dei pagamenti nazionale non era in grado di pagare cifre dovute dal 2014, mi pare.
dal 2015, e quindi adesso si decide di costituire una società con, certo, al 51% ancora di possesso della nostra regione, però con una grandissima partecipazione da parte dell'ANAS e quindi dello Stato, e appunto cedendo l'amministratore delegato. Io credo che questa sia appunto una visione legittima politica, ma una certa visione del mondo, del futuro di questa regione, del futuro di questa nazione, che va molto in contrasto con altre affermazioni dove portano riforme regionali come buona pratica per poi spargere il verbo in tutto il resto della nazione. Allora, trovo molto contraddittorio questo atteggiamento. Da un lato si spinge forzando delle riforme, parlo degli enti locali, parlo della riforma della sanità, per inventarsi modelli e inculcarli al territorio in modo da fare da esempio al resto della nazione, e dall'altro, quando si tratta invece di gestire aziende, gestire concessioni che magari potrebbero anche portare delle entrate, discrete entrate in questa regione, allora invece si preferisce abdicare e dare spazio alla nazione, che così può in qualche modo gioire anche delle competenze, delle capacità che in questi anni siamo riusciti a mettere insieme. Ecco, è per questo che anticipo, anzi sicuramente è già compreso visto che Sergo ha firmato la mozione, il nostro voto favorevole.